La bicicletta è bella per quello che ti può dare. Ti fa stare bene, ti dà la possibilità di sentire, di parlare, di vedere il mondo da un'altra angolazione. La bicicletta ti fa tornare indietro nel tempo. Era bella forza! Col treno è stato comodissimo fin qua, però adesso bisogna pedalare! Problemi zero, con tutto il formaggio che mi sono mangiato a busche, guarda, problemi zero, anzi, mi sento un po' di latte alle ginocchia. Invece te mi pare un po' stracchino. Allora avanti, sai cosa dire? Gambe in spalla e pedalare per vai. Biciclando! Oggi sarà una meravigliosa avventura, però un po' dura, Anzi, dura. Dura? Sì, Quanto perché dura? facciamo un tratto della lunga via delle Dolomiti. Partiremo da Dura, Calanzo lunga. e poi su fino a Cortina, la regina delle Dolomiti, e poi ancora più su fino a Cima Banche. Ma quanti chilometri sono? So che è una roba, comincio già a sentirmi male, ma... Non ti preoccupare, Ho il calo dei zuccheri. devi fare il pieno di energia e qua siamo sul posto giusto. Vieni con me. Andiamo al distributore dell'energia allora, dai. Latte. Yogurt. Formai. Devo dire la mano. Ecco, qui ci troviamo a Busche, nel magazzino di stagionatura del formaggio Piave DOP. In questo momento abbiamo circa 200.000 forme in stagionatura. Il formaggio Piave si caratterizza ha la sua unicità, la sua differenziazione proprio partendo dal latte. Il latte che proviene, come dicevo, dalla zona montuosa ai piedi delle Dolomiti e quindi in una zona dove c'è presente il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Qui viene raccolto il latte, che è un latte particolare con delle caratteristiche e dei valori nutritivi molto diversi da quelle che troviamo in altre zone d'Italia. Per questo, oltre ai fermenti particolari che vengono utilizzati nella produzione del formaggio Piave, questi sono i due elementi fondamentali che differenziano il formaggio Piave da altre produzioni casearie. Pedalare sempre, ma almeno in che direzione? La sai la direzione giusta? Un attimo, controllo il tonton di carta. Tonton di carta, qua, sì. digitale, sistema nuovo. Ecco qua, digitale, sì. Digitale, allora? Da che parte si va? È chiaro, di Qua. No. Qua, no. Di là,
ferrovia è arrivata a Calalzo nel 1915. Il treno a vapore, che un tempo trasportava i primi turisti, oggi gli appassionati di cibe da percorrere possibilmente in bicicletta. Negli anni 70 il turismo grosso era di famiglie più di tutto, diciamo, in montagna. Adesso è un turismo un po' più scelto, un po' più che segli, cioè degli appassionati veri e propri della montagna. Sì. L'ultima trovata è il turismo della bicicletta, ecco, adesso visto. Qualche anno fa erano le moto che portavano la bicicletta, quest'anno direi che proprio anche con esperienza personale la bicicletta è quello che ha portato più lavoro, che ci ha salvato direi un po' la stagione. Va bene, fa salute, fa forza, la gente arriva la sera che è stanca, disturba meno perché vuole, è stanca, mangia, beve, va a dormire, dopo non ha idee per la testa di andare. Infatti la necessità delle grandi discoteche, le sale qui non la troviamo. Chiediamo qua. Scusi. La scuso. Siete del posto? Anche a Massa. Ah sì? No. Sì, sono il sindaco. Siamo... Ah, il sindaco? Fortuna, oh. Ma siamo giusti per la pista ciclabile? Siete sulla pista ciclabile. Direzione giusta? E dipende dove dovete andare. Infatti, dove dobbiamo andare? Come Totò a Parigi. A Calalzo per partire intanto. A Calalzo siete giusti. Ah, siamo già a Calalzo. Per Cortina? Si cambia direzione, nel senso che dovete tornare indietro. Avevo detto che dovevamo andare. Dai, avanti, vai. Un disastro questo. Io non mi fido mai. Calalzo è appunto la partenza o l'arrivo di questa ciclabile Dolomiti. Una ciclabile che taglia le Dolomiti, il patrimonio dell'umanità, che è un modo assolutamente ecosostenibile ed ambientalmente fenomenale per vivere appieno questo territorio. Qui possiamo veramente vedere e vivere una montagna diversa, una montagna non fatta di grandi resort, non fatta di grandi infrastrutture, ma una montagna ancora vera, una montagna uguale a come ce l'hanno lasciata i nostri padri. Qui per 1000 anni Veneti, Celti e Romani hanno avuto la loro base e il loro santuario. Io credo che questo sia un valore aggiunto. Oggi chi viene o chi scende dal treno e va verso Cortina, o chi semplicemente scende da Cortina può tuffarsi in una piscina a cielo aperto come lo facevano gli antichi veneti 2500 anni fa. L'intero Cadore è un outdoor park a cielo aperto, insomma. Si possono svolgere sia in estate che in inverno una serie di attività meravigliose. Si passa dal parco avventura che c'è a Perarolo alla possibilità di noleggiare i pedalò e le canoe sul lago, alla possibilità di fare grandissime passeggiate sui rifugi del Cadore, che sono dei rifugi meravigliosi. Pensiamo a Calalzo, al Galassia, alla Campana degli Alpini e allo stesso Chigiato. È una vacanza a misura di famiglia, a misura di bambino. Abbiamo solo pulito dentro, 3 anni che puliamo, però abbiamo quasi finito. L'avevamo comprata anche per i figli sono andati tutti via. Annullarsi tra le vie del borgo è un'esperienza sensoriale. Cibiana è il paese dei murales.
Non c'è casa che non sia illustrata. Artisti italiani e stranieri dipingono i muri delle abitazioni e raccontano i mestieri di ieri, di oggi, di domani. L'acqua di Cortina e l'aria delle Tofane mi ha fatto bene, perché ho lavorato tanto a Cortina e allora l'aria e l'acqua e anche qualche bicchiere di vino. È dal cuore del Cadore che Tiziano, poco più che bambino, umile montanaro, partì per andare a studiare pittura a Venezia, dove divenne il maestro del colore del Cinquecento. La sua casa natale a Pieve di Cadore trasuda del genio pittorico che ha segnato l'arte italiana. È una tipica abitazione in pietra e legno, con la grande stanza del foguer, il focolare intorno al quale si riuniva la famiglia. L'unico ambiente riscaldato della casa. Tra le pareti che hanno resistito nei secoli si può ammirare la riproduzione della collezione di disegni del maestro conservata alla Galleria degli Uffizi di Firenze e perdersi a leggere una fitta documentazione che racconta il pittore cadorino.